Rispetto a una richiesta di 350 persone, medici per il pronto soccorso, e oggi hanno risposto in 224. Carenza di medici negli ospedali veneti. Si è chiuso il bando per il reclutamento di giovani medici laureati, abilitati ma non ancora specializzati, da inserire con un contratto autonomo nei pronto soccorso. Oggi ci sarà l'analisi di questa domanda per poi partire con il corso di formazione che sarà fatto con l'università. È partito venerdì invece l'altro bando, che è quello per i 150 per l'area internistica. All'appello mancano in Veneto 1300 dottori. Per fronteggiare l'emergenza la Regione ha aperto un tavolo con l'Ordine dei Medici e l'Università per immettere gli specializzandi di quarto e quinto anno in corsia. Ed il presidente della Regione Luca Zaia ricorda che il documento Veneto è stato fatto proprio ed approvato da tutte le regioni, inviandolo già il 26 settembre al Governo e al Ministero della Salute. Non butteremo mai allo sbaraglio questi ragazzi, ha aggiunto Zaia, ma li inseriremo gradatamente vicino ai colleghi strutturati e ad occuparsi delle situazioni più semplici, non certo dei codici rossi. Altra questione è quella delle retribuzioni, più alta nel privato che nel pubblico. I nostri medici sono in gambissima, tutti i nostri operatori, abbiamo 68 ospedali e 54.000 dipendenti, siamo regione di riferimento, dopodiché c'è un problema che è quello che i medici nel privato vengono pagati di più, cosa che noi non possiamo fare. L'altro problema è che non ci sono più medici.